Amiche e amici, buongiorno, bentrovati in diretta con Ore 13, nuova puntata, nuova settimana. Il tempo purtroppo continua a essere quello triste di questi giorni, ma sono sicuro che, tra l'altro, grazie al sole che viene portato dai miei ospiti e dalle mie ospiti oggi qui a Ore 13, uscirà anche all'esterno di questi studi e quindi tornerà il bel tempo. Allora, sono così galvanizzato perché non me ne vogliano gli ospiti che solitamente frequentano questo salotto, però intanto l'età media qui è molto bassa oggi, quindi ho il piacere di parlare di giovani con i giovani, perché carissime, dovete sapere che qua spesso si parla di giovani, perché ovviamente a noi interessa molto questo tema, però purtroppo lo faccio troppo spesso con persone che proprio esattamente giovani non sono. Quindi, allora, grazie e parliamo di giovani tra l'altro perché lo spunto è quello di, non direi un evento, ma un movimento che sta avvenendo in queste settimane, in questi mesi in provincia di Venezia, a San Donà e ad altri comuni, in altri comuni che poi vedremo, e che prende spunto da una località invece campana che è Giffoni, dove c'è un importantissimo festival del cinema, che poi ovviamente sarà spunto di considerazione da parte vostra, e che voi cercate in qualche modo di, non dico replicare, però insomma applicare quello che è il nostro territorio. E il cinema vuole parlare ai giovani e noi vogliamo parlare ai giovani, quindi anche la televisione parla ai giovani, e quindi io mi fermo qui e vi presento. Allora, innanzitutto abbiamo Veronica Granato, ciao, buongiorno. Buongiorno. Silvia Zanella, ciao. Salve. Silvia. Leanna Valese. Salve. E Luciana Carta, ti do del tu perché sarebbe brutto farlo qui adesso in diretta, cioè non farlo in diretta se lo facciamo usualmente, che è una docente. Sì. Allora, innanzitutto penso salutiamo tutto il team che sta lavorando in questo Giffoni Movie Days. In quanti siete in tutto? Una quarantina. Una quarantina. E chiederò subito sostegno per innanzitutto raccontare che cosa dovrebbe avvenire l'11, il 12 e il 13 a San Donà, e facciamo che, Luciana, la parte istituzionale, diamo là con la parte istituzionale di questa trasmissione. Vi ricordo 0422 162 6798 è sempre il nostro numero di telefono. L'iPad io ce l'ho in mano, e quindi se avete piacere di interagire con noi anche tramite Facebook, andate nella pagina di Antenna 3 e c'è già, come vedete, il post relativo alla trasmissione di oggi, potete mandarci dei commenti, domande, eccetera eccetera. Allora, Luciana, Giffoni Movie Days, Giffoni Experience, c'è ormai grande trepidazione, manca poco. C'è un pezzettino che c'è grande trepidazione, a dire la verità, perché questa è un'idea che ci accarezza da tanto tempo, da anni. Alcune scuole di San Donà hanno iniziato ad avere contatti con il Giffoni Film Festival, Giffoni Experience 7-8 anni fa, quindi un percorso abbastanza lungo, maturato in questi anni, e finalmente quest'anno abbiamo deciso di portare a San Donà questa bellissima esperienza, e quindi di portare il festival e tutto ciò che il festival ha dentro di sé a San Donà. Perché riteniamo che sia così importante? Perché questa opportunità ha messo in moto una collaborazione fra tutte le scuole di San Donà. Parlo di scuole superiori, parlo di centri di formazione professionale, parlo di istituti comprensivi, e quindi in realtà prima si parlava di un gruppo operativo. Datemi una mano a ricordare, oltre a San Donà, quali sono gli altri comuni che sono coinvolti. Facciamo lavorare anche le ragazze, certo. Questo team. Fossalta, Jesolo, poi Musile. Quindi insomma, diciamo tutta la parte nord della provincia di Venezia, o una buona parte? Una parte dell'utenza degli istituti di San Donà arriva anche da qualche comune del Trevigiano, quindi parliamo di una popolazione scolastica sicuramente per le superiori di 6.000 studenti, ai quali poi ne aggiungiamo circa altri 2.000 istituti comprensivi, quindi abbiamo 2.000, forse anche di più, quindi abbiamo numeri. Teste al fuoco, volevo dire carne al fuoco, invece qua ci sono teste al fuoco, no? Perché sono le vostre. Allora, provate voi tre a raccontare a chi ci segue da casa e magari non ha avuto l'esperienza, perché qualcuno di voi è stata giù a Giffoni anche, no? Eravamo insieme tutte e tre. Tutte e tre sono state giù a Giffoni. Che cos'è Giffoni? È qualcosa di indescrivibile.
è una novità assoluta e veramente è stato studiato da tantissime persone, anche il direttore Gubitosi è stato a Washington, New York, per portare Gifoni come argomento di studi per gli studiosi di marketing, di economia di tutto il mondo, dell'America, perché è qualcosa di straordinario. Da un comune piccolissimo come Gifoni è nato il festival di film per giovani più famoso al mondo in ambito appunto giovanile, e noi siamo state giù. Da quanti anni c'è Gifoni? 47? Sì, quest'anno sarà la 47esima edizione. Presto ci sono grandi progetti per la 50esima edizione e vedere che noi come studenti di comunque una realtà piccola, perché San Donà non è una grandissima città, ci siamo messi in contatto e adesso ci stiamo unendo a Gifoni per creare qualcosa di ugualmente bello anche qui a San Donà, è fantastico. Quindi Veronica, Gifoni innanzitutto è un festival del cinema, però da quel che ho percepito non è solamente un aspetto di un festival nel quale insomma, ci sono film in concorso. No, beh, Gifoni secondo me è molto di più, non è soltanto un modo per approcciarsi al cinema, ma anche un modo per approcciarsi appunto con altre persone, scoprire anche parti di te che magari prima non conoscevi, relazionarsi con i giovani appunto, perché magari adesso tramite i social risulta più difficile relazionarti veramente con qualcuno, mentre con questo festival, che mi sembra ancora incredibile, che si terrà a San Donà, ci sarà un modo di relazionarsi con tutti quanti e far scoprire... Perché Veronica ti sembra incredibile? Perché pensiamo sempre che le cose capitano solo agli altri, cioè sia quelle belle che quelle brutte, non pensiamo mai che potrebbero succedere anche a noi, e io sono contentissima che questa cosa bella che vedevo in televisione si terrà nella mia città, ma non solo, cioè ho avuto anche il privilegio, che è l'occasione di partecipare e crearlo, insomma, far sì che vada tutto per il meglio. E sono molto elettrizzata per questo. E noi siamo felici, ovviamente in bocca al lupo, mi sento assolutamente di farvelo già da ora, ma sono certo che le cose andranno bene, perché ho avuto modo insomma, di conoscervi e state mettendo veramente tanto impegno a questa causa, anche perché diciamo, voi state portando via tempo a quello che potrebbe essere il vostro tempo libero, Sì. Perché lo studio non si porta via tempo, altrimenti Luciana mi chiambizza e fa un'entrata. A parte gli scherzi, insomma, è comunque l'impegno. È un impegno, sì, però credo che non si possa neanche dire portare via tempo. Questo è un modo di utilizzare il tempo che noi abbiamo per fare qualcosa non semplicemente di nuovo, è diverso, è qualcosa in più, perché insomma la responsabilità che abbiamo è comunque molto grande. Noi ovviamente da una parte è un onore, però è anche un onere, quindi guarda, non ho parole, perché immagino abbiate visto anche l'entusiasmo che avevano loro due, li ha portati a dire un sacco, forse anche troppo, infatti... No, allora diciamo una cosa, non si dicono mai troppe cose, anche perché secondo me, giustamente con la considerazione che facevi sul linguaggio dei social, troppe volte siamo vincolati magari a una brevità di testo o anche al fatto che non sappiamo alla fine a chi stiamo parlando, e invece avere l'opportunità insomma di dire qualcosa in più, tempo un po' ne abbiamo qui oggi, quindi non preoccupatevi, abbiamo un'oretta a disposizione, i nostri telespettatori sono sicuro che sono felici di assistere a questa puntata abbastanza inedita, perché diciamo che Ore 13 è uno spazio solitamente anche dedicato ad altri temi. Comunque, guardate, io vedo che qua già qualcuno ci ha scritto qualcosa, no? Sul post. Giulia scrive: il cinema nella sua spettacolarità, che non perde neanche con l'andare degli anni, serve un buon mezzo per mostrare al pubblico molti dei lungometraggi presenti in rete che molti appassionati e anche talentosi divulgano, ma restano isolati. Ah, scusate, era una domanda, mi ero perso. Quindi la sostanza è: ritenete che il cinema possa proiettare e dar visibilità a tanti lungometraggi che ci sono sui social, in internet? Assolutamente sì, perché molto spesso, soprattutto diciamo in questi ultimi anni, per quel che mi riguarda, vengono divulgate troppi video trash, diciamo, quindi non video belli, di qualità, che trasmettono qualcosa, ma più cose, diciamo, di scandalo sul divertimento, che però molto spesso non hanno lo stesso valore di un video con dietro idee, lavori, cioè qualcosa di serio, basato su determinate fondamenta, cioè
qualcosa per cui valga la pena perdere del tempo, insomma. O giustamente investirlo. Io mi prendo la prima pausa, do la linea alla regia e poi torniamo a parlare di giovani e di cinema. Ritorniamo in onda in diretta con Ore 13 a parlare dei giovani e di cinema e do il piacere anche di parlare con qualcuno che ci chiama da casa. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, chi parla? Buongiorno a lei e alle ragazzine, ragazze e ospiti. Io sono Michela, chiamo da Annone Veneto. Volevo chiedere alle ragazze, siccome mi sembrano persone serie, giovani ma molto serie, hanno dei fondi dalla regione, hanno delle agevolazioni, non sa dove traggono, perché suppongo che per fare qualcosa ti vogliono i soldi. Allora mi perdoni, ma oggi ho problemi di udito e ho capito poco. Voi avete chiara la domanda? Mi pare che abbia chiesto sì, abbiamo capito. Ok, allora intanto grazie per la domanda e grazie per seguirci e chi ha l'udito un attimo migliore del mio adesso le risponde. Sì, siamo finanziati da un gruppo di sponsor di San Donà, di imprenditori che abbiamo incontrato e che anzi ringraziamo per il supporto che ci stanno dando e per la volontà di mettere in atto questo progetto, quindi sì, è un progetto che richiede ovviamente dei finanziamenti e li stiamo amministrando. Sì, direi grazie anche per la fiducia che stanno Sì, dando la fiducia che stanno a riponendo in giovani, noi. Comunque tutti quelli che supportano questo progetto sanno che si devono fidare ovviamente anche ai professori che ci seguono, ma a ragazzi che vanno dai 17 ai 19 anni. Luciana, io direi che comunque è una fiducia ben riposta. È una fiducia riposta molto bene, perché sia i privati, come diceva Silvia prima, un gruppo di imprenditori, ma anche il pubblico, insomma, non dimentichiamoci che il comune di San Donà, ma anche altri comuni più piccoli, magari meno coinvolti, perché San Donà è un polo scolastico importante, certo. Ci hanno finanziato, la regione ci patrocina, la città metropolitana ci patrocina, quindi insomma c'è un movimento importante intorno a tutto questo lavoro che i ragazzi stanno facendo. Penso che sia una partita del territorio, cioè non è lo sfizio di qualcuno. Sicuramente è una partita del territorio e è bello pensare che tutti ci si mette in gioco proprio intorno a questo gruppo di giovani che sta lavorando, è molto stimolante, veramente tanto. Allora, andiamo a vedere la clip sul viaggio che avete fatto a Giffoni. Chiedo alla regia se può mandare il video, grazie. Vivono questa esperienza ogni anno migliaia di giovani circondati da nuovi amici, dalla magia del cinema, da una festa unica al mondo. Ciao ragazzi, San Donà di Piave, benvenuti a Giffoni. È un'occasione, oggi è una giornata veramente importante per Giffoni e anche per voi, perché potete vivere di dentro che cos'è il senso dell'organizzazione. Allora, Giffoni Experience è stata un'esperienza veramente fantastica, ho conosciuto persone straordinarie, non lo farei una, non due, ma milioni di volte, veramente mi sto divertendo un sacco. Per quello che i giovani, come i vostri giovani qua, devono spingere, anche politicamente se c'è bisogno, di avere più accessibilità all'informazione, di mettere i fondi europei in buffet invece che al cameriere. Quindi si può andare a mangiare in ristorante, aspettando il menù e viene il cameriere. Si può mangiare in un buffet dove vedi tutto e scegli tu, puoi mangiare tutto quello che vuoi.
Questi 3 giorni a Gifoni sono stati fantastici, anche se molto impegnativi, e mi sembra ancora incredibile che questo festival di cui tutti parlano si terrà a San Donà di Piave, ovvero nella mia città, e niente, grazie a coloro che stanno avendo fiducia in noi e ci stanno sostenendo. Torneremo al Movie Days di San Donà rendendo concreti tutti gli insegnamenti appresi a Gifoni. Grazie di tutto e buon rientro anche a noi. Rieccoci in onda. Allora, questo è il viaggio fatto a Gifoni, tra l'altro lo diciamo, il festival si tiene in estate, cioè, sì. questa era un'experience che voi siete andati a vivere per insomma, respirare quella che è l'aria di quell'ambiente, per vedere le strutture, tra l'altro c'era quel funzionario della Commissione Europea che ha spiegato come insomma, c'erano gli investimenti, avete visto cose in sale cinematografiche con degli effetti Dolby pazzeschi. Sì, una delle poche strutture che ha appunto la Dolby Atmos, quindi ci hanno fatto vedere qualche video di presentazione in questa sala immensa e è stata una cosa spettacolare. Poi se qualcuno ha voglia di andare a vedere appunto cos'è Dolby Atmos, è fantastica. Io una ricerca me la farei perché è incredibile. No, comunque... Confermo. Andate a vedere perché è pazzesco. Allora, cosa succederà a San Donà in quei 3 giorni? E che cosa state facendo adesso per far sì che quello accada, insomma? Quindi voi state producendo tutta una serie di cose, perché anche questo video l'avete fatto voi, cioè magari non voi in prima persona, però insomma il vostro team di lavoro. Ragazzi del nostro team, sì. Io frequento la scuola dove è stato prodotto appunto... Allora, intanto, voi da che scuola arrivate e che ruolo avete dentro il team? Allora, io dallo Scarpa Mattei, indirizzo audiovisivo, quindi si parla di cinema e fotografia, quindi ho abbastanza a che fare con questo reparto, se si può chiamare così. Io dal liceo classico Eugenio Montale, indirizzo classico. E nelle Movie Days invece tu? Nel gruppo sono nel gruppo di segreteria e coordinazione di tutti gli altri settori del progetto. Veronica? Io invece da Elena Cornaro, l'alberghiero di Jesolo. E io mi occupo dentro il Gifoni della segreteria, quindi dell'accoglienza, di coordinare i gruppi, parlare con i ragazzi per poi parlare appunto con chi ci finanzia, con gli ospiti eccetera. Luciana, tu che ruolo hai? Io vengo dall'ITC Alberti, che è un istituto tecnico commerciale, e diciamo che io faccio parte della cabina di regia del progetto e in più seguo il gruppo degli eventi. Perfetto, insomma, e considerate che di 40 ragazzi qua ne abbiamo 3. Adesso vi faccio una domanda banale, ma come mai siete arrivate tutte donne? Siamo arrivate? Adesso siamo solo donne. Qua i casi sono 2. O diciamo avete meno problemi a prendere parte a una trasmissione o c'è il caso di mezzo? Il mio vicepreside aveva proposto questa cosa nel nostro gruppo di WhatsApp e io ho subito detto di sì perché un po' incuriosita e un po' anche intimorita. Diciamo che le cose che un po' mi spaventano cerco sempre di farle perché poi una volta fatte bene mi sento molto realizzata, quindi io sono qui per questo motivo. Decisa, Sì, la signorina. Silvia? Io sono stata proposta come nome sia per la mia scuola sia per il gruppo di cui faccio parte appunto con Veronica e ho detto perché no, proviamo. Io un po' un misto di queste due cose e poi c'è il fatto che sono talmente entusiasta di questo progetto che appena c'è l'occasione di parlarne sono subito in prima fila. Allora facciamo così, a te chiedo di dirmi che cosa accadrà da qui al 10. Ok. E dall'11 al 13 me lo dite voi. Va bene. Responsabilità. Forza. Allora, stanno succedendo un sacco di cose, infatti allora partiamo già dal fatto che siamo divisi appunto in vari gruppi, quindi per esempio c'è il gruppo comunicazione e pubblicità, quello a cui partecipo anch'io, in cui si stanno preparando le varie locandine dei vari eventi collaterali, quindi non solo dell'11, 12 e 13, ma anche per esempio di quello che succederà martedì,
questo, Quindi, 13 marzo. martedì 13. Martedì 13. Cosa accadrà, Luciana? Martedì 13? Martedì 13 gli Dove istituti, e a che ora? Sì, gli istituti protagonisti del progetto si esibiranno al Teatro Metropolitano Astra di San Donà alle ore 20:30. Accesso gratuito a pagamento? Accesso, diciamo che è ben gradito un contributo solidale che poi andrà a far parte dei finanziamenti per tutta quindi chi ci la va manifestazione. non è gradito, dovete darlo, perché sentite che entusiasmo c'è, cioè, dobbiamo ripagare l'entusiasmo e gli sforzi che danno questi ragazzi. Ovviamente i soldi non è che vanno loro, ma vanno per fare le cose meglio. Lo spettacolo è Aspettando Giffoni, musica, danza e parole, perché poi le forme di esibizione saranno diverse. Abbiamo più di 20 esibizioni martedì sera, quindi una serata bella intensa. Bella pianotta. Quindi questo è il primo degli appuntamenti pubblici. È una grande occasione per vedere noi ragazzi, che penso siano anche i vostri ragazzi, i figli delle vostre famiglie, e per vedere che siamo uniti, sebbene facciamo parte tutti quanti di istituti diversi, e siamo talentuosi, perché comunque ci sono tanti ragazzi bravissimi in tantissime cose, in tantissimi ambiti, e ci stiamo mettendo in gioco per appunto raccogliere un po' di fondi che ci possono aiutare a dar vita a questo grande progetto, quindi venite a vederci e divertitevi. Voi siete coinvolte sul palco in qualche modo in quei giorni? In quello spettacolo? Allora, stiamo ancora decidendo, però la professoressa Carta prima mi aveva proposto di fare la co-presentatrice. Ok. Quindi questo è il primo evento collaterale, poi da qui al 10? Poi allora adesso, senza dire nulla di troppo dettagliato perché vogliamo lasciare un po' di suspense, però c'è anche un gruppo che si è organizzato per chiamare gli ospiti che ci saranno l'11, 12, 13 a San Donà, quindi ci saranno delle proiezioni di film, e dopo queste proiezioni per le scuole scelte appunto ci saranno degli incontri con registi, attori, scrittori, e quindi c'è anche un gruppo che sta decidendo chi portare a San Donà. Benissimo, quindi, e poi insomma è possibile che accadano altre cose, perché sì, assolutamente. voi non state anche realizzando un corto, ragazzi. Sì. Di questo però vogliamo lasciarvi proprio la nebbia. Glissiamo sui contenuti, però cos'è un corto? Cioè, come lo state affrontando? Chi vi sta dando una mano? C'è un grande lavoro dietro, perché quando siamo andati giù ad esempio a Giffoni abbiamo capito che c'è molto da fare dietro ad un cortometraggio, quindi immagino cosa ci sia dietro da fare ad un film, ad un grande film, e noi adesso stiamo lavorando molto su sceneggiatura, su riprese, personaggi, casting, c'è molto da fare, molto su cui cimentarsi, molto da provare, ed è veramente una grande opportunità. Io faccio parte del gruppo insieme a Leanna, del gruppo che sta realizzando il cortometraggio, e sebbene io frequenti una scuola che appunto non si occupa di cinema o di fotografia, è una grande esperienza formativa, interessante. Insomma, adesso tu che fai il classico, ci sta la sceneggiatura. Sceneggiatura, esatto. Non è proprio una cosa da poco nel contesto di un film. Ci stiamo lavorando molto. Io poi sono felicissima di questa cosa, perché è la prima volta che mi capita di lavorare in un gruppo dove ci sono tantissime persone, perché siamo in una dozzina e andiamo completamente d'accordo. Fantastico, c'è un'alchimia, una complicità. Davvero. Cinema, non c'è niente da fare, è proprio una magia. Come dice il direttore Gubitosi, è proprio una magia. Senti Veronica, a proposito di Gubitosi, che l'abbiamo visto, no? Io ho avuto modo di conoscerlo in quell'occasione e a me ha colpito molto. A te che impressione ha fatto? Gubitosi è il direttore di Giffoni e il fondatore anche. Allora, è davvero una persona particolare, nel senso che trasmette davvero tanta energia. A me ha colpito tantissimo, cioè un discorso magari che potrebbe sembrare noioso, lui l'ha reso davvero interessante. Cioè, noi abbiamo fatto riunioni anche di 2 ore, tipo di neuromarketing, per sapere come realizzare le cose. E nonostante fossi stremata, perché eravamo in piedi dalle 4 del mattino, aerei eccetera, io l'ho trovato interessantissimo ed ero contentissima. Cioè, è davvero una persona con grande carisma, sì, molto.
Cara Luciana, questa è la sfida che avete anche voi docenti quotidianamente, quello di cercare il sistema per tenere alta l'attenzione di una platea, che in quel caso è una classe. Beh, noi abbiamo una platea disponibile tutti i giorni, quindi ci esibiamo quotidianamente. Esatto. Però in realtà credo che il segreto, quella che prima abbiamo definito la magia, sia quella di ascoltare tutti i giorni, anche perché spesso dai nostri studenti, dai ragazzi arrivano input importanti e bisogna fermarsi un attimo e capire. E poi insomma questo entusiasmo non è un entusiasmo dello studio di oggi, è un entusiasmo che noi abbiamo letto fin dall'inizio della manifestazione. Noi saremmo già in grado, loro sarebbero già in grado di creare almeno 4 start-up, forse anche 5, perché stanno veramente lavorando, ma anche con grande competenza. Cioè in realtà anche le scuole che frequentano qualcosa poi danno. Certo. Insomma, noi siamo sempre molto critici nei confronti della scuola, della formazione. In realtà loro ci dimostrano il contrario, cioè che hanno imparato delle cose che sono soprattutto in grado poi di metterle in pratica. Certo, e a breve insomma lo vedremo. Io invece metto in pratica quello che è il lavoro dei commerciali di Antena 3 Nord-Est e vediamo che cosa hanno raccolto nei prossimi minuti. Grazie. Continuiamo la nostra chiacchierata sull'ambito appunto Giovani Cinema e questo evento che ci dà uno spunto, questa serie di eventi che ci danno uno spunto. Mi ha colpito quella riflessione che stavamo facendo prima, cioè come da una parte io anche da comunicatore insomma, sia convinto che siano necessari contenuti molto brevi per essere incisivi, no? Però dall'altra anche dai giovani c'è la richiesta di avere anche approfondimenti. Cioè, quindi volevo capire. E quindi il cinema che ha durate insomma minimo di 90 minuti, quanto attuale lo ritenete? Faccio una carrellata. Vai Veronica. In che senso? Cioè, vai volentieri al cinema? Ok, allora sì. Allora, parto col dire che all'inizio io non ero entusiasmata per questa cosa perché sono una più puntata sui libri, quindi la TV proprio zero. Però appunto con questo festival ho riscoperto una parte di me, ma anche del cinema, che prima non vedevo, ovvero tutto quello che c'è dietro, ovvero qualcosa che veramente può trasmetterti un film, il significato che c'è dietro e tutto il lavoro che c'è dietro un film. Cioè, secondo me ci possono essere anche film che durano 2 ore, che magari dicono tanto, ma lo dicono male, e non entusiasmano tanto quanto magari un altro film che è meno, cioè dice meno, però appunto è rappresentato meglio. Qual è il tuo film preferito? È una domanda molto difficile, non penso neanche di avere una risposta, sinceramente non penso di averla, no. Niente, ok. Il tuo film preferito? Partiamo da lì. Ho moltissimi film preferiti. Uno. Allora, sono una grandissima fan di Via col vento. Meraviglioso. E poi spazio da film dei supereroi, della Marvel, film Disney bellissimi, film storici. Ad esempio Dunkirk ho visto, meraviglioso. E penso che il cinema sia molto attuale. Abbiamo avuto 2 giorni fa la notte degli Oscar e abbiamo visto trionfare un film italiano, quindi è qualcosa che ha sempre coinvolto, penso, anche l'Italia, Benigni, abbiamo avuto grandi registi, grandi interpreti, e quindi io penso veramente che sì, sia qualcosa di molto attuale. E noi giovani adesso, è un metodo di comunicazione che noi giovani usiamo spesso perché tutti vanno al cinema, tutti si divertono a guardare moltissimi film, e adesso
con il nostro cortometraggio di cui vi lasciamo un'aura di mistero, anche noi ci stiamo mettendo alla prova. Che poi dovremmo assolutamente mostrare su Antena 3, perché questo è prendo io l'impegno quantomeno all'interno di questa trasmissione. Leanna, cos'è per te il cinema quindi? Allora, per me il cinema è qualcosa che mi accompagna da quando sono piccola. Ammetto che il fatto di prendere la macchina, andare fino, non lo so, farsi 40 minuti di strada per poi arrivare al cinema, prendersi il biglietto e stare via 2 ore, forse è una cosa che ultimamente diventa un po' pesante, soprattutto perché ci stiamo abituando a stare a casa e ricevere tutto quello che vogliamo a casa. Infatti le serie TV credo vadano molto per quello, soprattutto chi ha Netflix o chi le guarda magari con altri sistemi meno leciti, esatto, è abituato a starsene a letto con il computer davanti. Però per esempio sì, certo che la qualità, insomma, la qualità delle immagini, dei suoni che si possono avere in una sala cinematografica ovviamente non possono essere gli stessi. Oddio, c'è chi ha la sala cinematografica in casa, beato lui o lei. Però poi, allora, quindi c'è un aspetto diciamo più qualitativo, no? Sulle immagini, sul prodotto, però dall'altro poi ci sono tutti i messaggi che possono giungere tramite le pellicole. Sì, sicuramente anche il fatto, una cosa devo dire, sto apprezzando molto il fatto del primo mercoledì di ogni settimana che fanno a 2-3 euro. Io vedo che sia la mia famiglia che i miei amici lo stiamo sfruttando tantissimo e credo che più andremo avanti più questa cosa verrà sfruttata. Però effettivamente il fatto di credo sia anche un luogo di incontro. Per quanto tu in quelle 2 ore in cui ti guardi il film al cinema non ti guardi ma guardi il film, comunque è un modo per condividere un'esperienza. Sì, e soprattutto emozioni, credo si possa dire, anche perché poi da qualsiasi film, qualsiasi pellicola vengono fuori molte discussioni, che sia brutto, che sia bellissimo, che sia un film che ti rende apatico, comunque qualcosa viene fuori. Luciana, ricordami che materia insegni tu? Io insegno italiano. Quindi ti faccio la domanda che penso sia più consona. Hai mai usato il cinema, dei film per praticare, per insegnare la tua materia? Fa parte della mia normale programmazione. Qual è il film che hai usato di più? Allora, il film che ho usato di più in questi anni sicuramente Io non ho paura, che è un libro molto bello, un film molto bello, che faccio anche leggere. Però diciamo che ci sono tante cose che ho fatto vedere, me ne viene in mente un altro che è The Truman Show per esempio, o Nuovo Cinema Paradiso, quindi film molto vicini anche alla realtà degli adolescenti, ma che fanno veramente riflettere su tante cose, insomma. Il cinema ci dà tanti spunti anche per insegnare. Sì, anche perché giustamente nella trasmissione di valori, ripeto, considero che il cinema e la lettura, perché poi sono due aspetti artistici che insomma, da un certo punto di vista sono lontani, ma sono molto vicini, perché poi, ripeto, magari non si usano le immagini nei libri, però insomma, i concetti sono abbastanza simili. Allora, se io fossi un telespettatore, no, che sta seguendo questa trasmissione e quindi voi avete suscitato in me un interesse per quello che avviene a Giffoni, però chiusa la trasmissione, dov'è che mi informo su quello che avviene, un programma, qualcosa? Abbiamo ben 3 siti diversi, abbiamo Twitter, Facebook e Instagram. Ci trovate come Giffoni Movie Days, Sandona Movie Days. E adesso piano piano stiamo riempiendo questi siti con locandine, informazioni, foto sia su di noi che raccontano sia noi che Giffoni. Quindi adesso mentre parlate io andrò a recuperare la pagina Facebook, così la facciamo anche vedere. State pensando in questo momento che il cinema possa diventare il vostro sbocco professionale? Perché no? Io ad esempio mi sono ritrovata a scrivere, come abbiamo detto prima, una sceneggiatura e l'ho trovato molto divertente, molto stimolante, anche perché abbiamo fatto molti brainstorming con i nostri compagni e si viene a conoscenza delle idee di tutti, delle opinioni di tutti, si usa molta creatività, quindi
Io non sono una grande attrice, posso dire così, perché per quello che penso tutte noi, magari con le recite scolastiche, ci siamo un po' tutte cimentare, non sono molto brava, però magari in ambito appunto di sceneggiatura, di scrittura, produzione, perché no? Io no. Però questa partecipazione, questa organizzazione di questo festival mi ha fatto scoprire cose nuove, appunto. Diciamo che non per forza devo pensare adesso al cinema, eccetera, come filosofia di vita, però appunto mi sta aiutando a scoprire cose nuove e sto notando che mi piace tantissimo organizzare gli eventi, ovvero prendere posizione, confrontarmi con le persone, avere un'idea e poter realizzarla, perché soprattutto quando diciamo non si è maggiorenni o comunque non si è adulti, si ha molte idee però non si ha la possibilità di realizzarle. E io con Posso dirti una cosa? Non pensare che cambi tanto poi. No. Diciamo che si può prendere posizione un po' più facilmente. Sì, diciamo. però sta tanto a te. Sì, vale per l'adolescente e per l'adulto, ti assicuro che poi sta a te, perché tanto uno è caparbio nel seguire quello che è il suo obiettivo e il suo desiderio. Secondo me ci vuole determinazione, lavoro, ci vuole fatica, ci vuole tanta pazienza e fiducia in se stessi comunque, perché se tu stesso non credi in quello che vuoi realizzare, secondo me non riuscirai mai a realizzarlo veramente, ma se tu credi in te come noi ci stiamo credendo, verrà fuori qualcosa di bello. Leanna? Beh, diciamo che io sto usando questo periodo per rendermi conto di quello che mi piace e quello che invece non mi piace. Quindi adesso è un grandissimo esercizio questo, non sto scherzando. Ma secondo me che tutti noi dovremmo fare, ma una volta all'anno, perché sai energie che tu vai a sprecare nel cercare di fare cose. Allora, ci sono delle cose obbligatorie da fare che anche se non ti piacciono, purtroppo non puoi, devi fartele piacere, però tante volte noi facciamo cose che non ci piacciono e non ci rendiamo conto di quanto tempo buttiamo via. È vero, infatti credo che la mia parola, il mio mantra in questo periodo sia serendipity, quindi fai quello che in questo momento ti ispira, ti sembra che possa piacerti, per poi magari trovare qualcosa che effettivamente ti realizza, magari per sbaglio, chi lo sa. Quindi io adesso non so se poi la mia carriera andrà a sfociare sul cinema, però insomma sto facendo talmente tante cose che... Mi fate una promessa, allora tutte le volte che io farò una trasmissione che vagamente possa avere a che fare con i giovani, a me capita, non so, di parlare dei giovani in lavoro, almeno uno di voi può venire in trasmissione, no, perché poi sapete cosa succede? Chiamano da casa e dicono no ma i giovani adesso sono distratti, e i giovani sono sempre sul telefonino, avete sentito? Cioè, rizzate le orecchie e ascoltate bene quello come si stanno presentando queste tre ragazze qui insieme alla loro docente. Brevissima ultima pausa e poi andiamo con l'ultimo tratto di quest'ore 13. Bene, ultima parte di quest'ora 13 di oggi, insomma io dico che chi investe sui giovani, chi investe nell'arte, magari un motivo in più per essere citato ce l'ha sicuramente, per cui se avete piacere di ricordare i partner che sono a sostegno di questa operazione, Luciana, ci pensi tu? Cosa dici? Sì, allora ne cito qualcuno, sicuramente il Centro Piave di San Donà, la Invent di Noventa di Piave che è un comune limitrofo, il credito cooperativo del Pordenonese, ma poi tantissimi altri privati stanno sostenendo questa operazione. Mi vengono in mente anche le attività commerciali del centro di San Donà che ma poi voi avrete anche uno spazio, no? Sì, infatti. Ricordiamo dove? Abbiamo una sede in Galleria Bortolotto a San Donà, lavoriamo spesso lì, quindi magari un giorno passate e ci venite a dare un saluto, vedete cosa facciamo. Magari qualcuno di voi all'ascolta un'azienda e dite cavolo bravi, vi do una mano anch'io, no? Insomma, perché no? A proposito della sede, la sede ci è stata messa a disposizione dal proprietario, che è il signor Gurian, che è titolare di una ditta importante,
e che insomma, ha creduto nel lavoro di questi ragazzi. La sede è proprio nel cuore della città, nel centro di San Donà. I vostri genitori, come stanno così, affrontando questa vostra esperienza? Allora, mia mamma è super elettrizzata, penso anche che adesso si sia staccata dal lavoro per guardare questa diretta, ok? Insieme Quindi la possiamo salutare. Come si chiama? Ciao Miriam. Miriam. Ciao Miriam, si sta comportando benissimo, non so il resto dell'anno come va, è sicuro che in questa oretta è andata da Dio, vai, sii fiera. Beh, insomma, mia mamma è molto elettrizzata e anche mio padre comunque è molto soddisfatto perché, insomma, questo non è solo per dimostrare qualcosa a me, ma anche qualcosa ai miei genitori e far vedere che veramente se credo in qualcosa mi ci metto d'impegno, insomma. Quindi siamo stati molto elettrizzati, sì. Io non sono praticamente più a casa, i miei non mi vedono più perché corriamo. Ma ti hanno dato adesso un badge o le chiavi, quelle che lasci appese come in albergo? Come funziona? Abbiamo qualcosa, no, però sì, sono via spesso e quindi loro la sera mi vedono arrivare a casa stanca ma comunque felice perché ho avuto riunione di cortometraggio o di segreteria, a volte tutte e due insieme nello stesso pomeriggio, però arrivo e racconto, sono emozionata, faremo questo, stiamo organizzando questo, quest'altro, dammi un consiglio su come parlare di questo e quindi è bello e penso sia una soddisfazione anche per loro per vedere perché appunto ci stiamo mettendo l'anima. Mi permetto di dire che penso che tanti genitori che ci stanno guardando in questo momento insomma, possano sicuramente condividere e magari più di qualcuno proverà anche un'invidia per quelli che sono i vostri genitori. Leanne, io i tuoi come va? potrei quasi dire che i miei fanno parte dell'organizzazione perché ormai hanno sempre idee da darmi, non serve neanche che gli dia l'input e mi guardano, Lea, ma avete mai pensato che potreste fare questa cosa o un'altra, chiamare questo, sentire l'altro, quindi siamo, diciamo, non siamo solo noi partecipi ma tutti quelli che ci stanno attorno e cosa che anche l'11, il 12, 13 aprile avverrà, perché non è una cosa solo per noi giovani, è per tutta San Donà, tutti i cittadini. Senti Luciana, è vero anche il contrario, cioè che voi docenti state mettendo del tempo che probabilmente potreste dedicare alla vostra famiglia o ai vostri hobby e quindi insomma sì, diciamolo che vale anche per voi questa cosa. Sì, però devo dire che lo facciamo davvero molto volentieri. Nel senso che è un tempo speso bene per loro, ma è un tempo speso bene anche per noi. Anche perché insomma si vive magari un altro tipo di rapporto, immagino. Con, sì, si vive un altro tipo di rapporto, poi sai, in questa cosa siamo coinvolti noi, sono coinvolti i ragazzi, sono coinvolte le famiglie, sono coinvolti i dirigenti scolastici, cioè è davvero una comunanza di intenti che è difficile in altri momenti della nostra vita, no, e quindi la stiamo vivendo forse nella maniera più giusta. Io ho visto anche quando abbiamo incontrato personaggi famosi, no? in questi mesi ricordiamo che avete incontrato finora. Sì. Abbiamo incontrato Jacopo Fo, Serena Dandini. Insomma, non robette. No, esattamente. Non paladini qualsiasi, cioè andiamo su gente seria. Abbiamo incontrato Simone Cristicchi giusto dopo Sanremo e incontreremo Accorsi. Sì, Stefano Corsi e abbiamo, speriamo, Sofia Viscardi. Sono andata insieme a mia sorella a vedere Sofia Viscardi e è stata un'emozione perché comunque lei giovanissima perché 2 anni in più di noi ed è stata gentilissima, ha salutato il nostro festival, il nostro futuro festival, è stata veramente carinissima e adesso speriamo anche in questi abbiamo qualche anticipazione sui nomi del trittico dei 3 giorni? No, non si può. È ancora segretata, sarà una ma succederà presto. Siamo sorprese, stiamo accumulando le sorprese che dovete svelare prima o poi. Dunque, dicevamo di questa esperienza, che cosa vi ha dato il rapportarvi comunque con questi personaggi famosi? Beh, cosa ci ha dato?
Tu ne hai intervistati? Esatto, ho avuto l'opportunità di fare l'intervistatrice a tutti quelli nominati prima, e oltre al fatto che mi ha sorpreso tantissimo la loro disponibilità e il loro modo, cioè non ci hanno per niente sottovalutato, nel senso che pur avendo avuto a che fare con dei ragazzi, perché eravamo tutti lì quando li abbiamo intervistati. Però mi perdoni una cosa, una riflessione, perché dovete essere sottovalutati? Cioè, qual è il criterio col quale tu pensi che tu debba essere sottovalutato? Forse da quelli un po' più avanti con l'età a volte senti dire questi giovani che sempre più pigri, sempre con meno voglia di fare. Quindi... Però, allora, fate così, vi do un piccolo consiglio, poi se lo volete accettare fatelo. Quando vi trovate di fronte a una persona che fa questi ragionamenti, cioè, nel basket si fa il tagliafuori, lasciateli là, cioè, perché è un privilegio potersi confrontare intanto con tutti, sia con i giovani che con gli anziani, cioè, almeno da parte mia. Però voi, un giovane è una risorsa, una cosa piacevole, è un privilegio, ripeto, quindi chi decide di incontrare dei gruppi come il vostro lo considera tale. Giusto. Quindi per te è l'esperienza più... Io sono dell'idea che sia gli adulti possono essere una risorsa per i giovani, come i giovani una risorsa per gli adulti. La cosa più brutta secondo me è proprio quando incontri quella persona che invece non la pensa così e quindi non potrà mai migliorarsi seriamente, non potrà mai aprire veramente la mente, accogliere le idee nuove, perché comunque essendo di un altro tempo ci sono novità adesso che prima non c'erano e non per tutti è semplice accettare questo e quindi si va a puntare su era meglio prima. Luciana, Dante diceva non ti curare di loro. Non ti curare di loro, ma guarda e passa. Bene, allora noi invece ci siamo curati di stare con voi quest'oggi, è stata veramente una trasmissione piacevole per me, spero altrettanto, sono sicuro per i nostri telespettatori, spero altrettanto per voi. Un grosso in bocca al lupo, un buon lavoro e signori da casa mi raccomando cercate di seguire quello che accade a San Donato da qui all'11, al 12, al 13 perché questa iniziativa merita assolutamente di essere seguita. Un caro saluto a tutti. Grazie. Ciao.